E a Mario, pensate che fu chiamato da re Vittorio Emanuele III e fu nominato commendatore. E non è una cosa facile, perché per i suoi meriti artistici Vittorio Emanuele III lo volle così promuovere con questo grande titolo. Nel 1919, anno in cui scrisse la canzone Santa Lucia Lontana, a lui venne voglia, come tanti altri oggi, papà mi voglio sposare. Si fidanza con una bella ragazza chiamata dunque Adelina, la moglie era. Quindi si sposò questa ragazza dopo appena 3 mesi di fidanzamento. Quindi questa Angelina, che poi tra l'altro era figlia di una famosissima attrice dell'epoca, che si chiamava Leonilde Guglianone. Da questo matrimonio nacquero 3 belle figlie, purtroppo scomparse, che erano Bruna, Italia e Delia. Italia purtroppo qualche mese fa ha lasciato questa divina terra e ci ha lasciato anch'essa questo bel ricordo. Ora passiamo ad un'altra canzone. Questa è una canzone abbastanza allegra, però anch'essa ha un grande significato. Pensate che la canzone napoletana venne portata in paradiso, quindi già siete arrivati all'idea di quale potrebbe essere, perché 2 posteggiatori napoletani ebbero questa grande idea di andare in paradiso per far ascoltare le loro canzoni. Quindi presero gli strumenti a plettro, chitarra e mandolini, che sono i classici strumenti della canzone napoletana, e le fecero ascoltare ai santi che stavano in paradiso. San Pietro si innamorò di queste canzoni, di questi strumenti, di questi artisti e disse: oh, io ho gradito molto queste canzoni, fate una cosa, non tornate più sulla terra, restate in paradiso, noi abbiamo bisogno di queste canzoni, come ne abbiamo bisogno noi naturalmente di ascoltarle ogni tanto e ricordare questi grandi capolavori della canzone napoletana. Naturalmente i 2 posteggiatori Sampi, ma abbiate pazienza, ma noi perché ce ne amavano in coppa qua, mi stiamo così bene in coppa alla terra, E quindi nacque così la canzone, perché poi sul finale i 2 artisti rifiutano di restare in paradiso e dicono: no, noi ce l'abbiamo tornare a Napoli, o paradiso nostro, e Napoli, infatti Napoli è il nostro paradiso, il paradiso da cui trasmettiamo le nostre canzoni in tutta Italia, le belle canzoni napoletane. Questa è scritta anche da Ian Mario nel 1928. Ce la farà ascoltare un simpaticissimo personaggio che risponde al nome di Alberto Selli, Dui Paravise. Due vecchi professori e concertini, due giorni non avevano che fare. Pigliai una chitarra e un mandolino e in paravisietta a suonare. Tu per tu Sampi a rapita, poi volemmo divertire, si di Napoli trasita e faceteci sentire. Avemmo fa sentire 2 o 3 canzoni, che tutto paravisa da cantare. Sospira, pace, musica, passione, roba che solo a Napoli si fa, senza offesa, Sampi. E a sera in paradiso si cantaia e tutti i santi e te ne sentì. O repertorio non fermava mai, Carmelo, Solomia, Maria Maria. Quei Sampi si permettete, solo Napoli può fare. Ha rapito sto balcone e faceteci cantare. E sotto sole a luna voi sedete, si voce che so voce gioventù, si voce di là, non ci capite, Sampi, voi in paradiso non tornate più. Ma roba poca malinconia e i vecchi si sentettene pigliare. Soffrevano un po' che nostalgia e a Napoli volettene tornare.
Mosambì, se permettete, noi vabbiamo a salutare. Siete pazzi? Che dici? Non volete staccare. Noi siamo un paese bello e caro, da tutte le non si fa passare. Pusilla che sorride malignato, o paradiso nostro che si fa. Pusilla che sorride malignato, o paradiso nostro che si fa. Permettete, Sammy.